Il castello di Soave e le guglia delle mura merlate sono bellissime e noi cominciamo da qui, questo giro che resterà tutto in provincia di Verona. Vi parleremo di vino Soave e non solo, e ovviamente vi parleremo di belle cose, anche olio e come sempre problemi dei consumatori e parchi. Sigla. E questa è la cantina del Presidente, siamo sempre qui a Soave e dobbiamo parlare appunto di questa bella realtà, una realtà che sta avendo anche grande successo, peraltro anche il programma di sviluppo rurale vi ha dato anche una mano da questo punto di vista. Sicuramente diciamo che è una mano fortemente voluta e grazie alla grande volontà da parte della Regione Veneto questo PSR dà una mano, dà ossigeno ai consorzi, in questo caso a Soave, perché il nostro vino sia considerato in un modo forte per l'Europa e per l'Italia. Aldo Lorenzoni, direttore, noi possiamo promuovere in maniera splendida, ma se non abbiamo un prodotto importante, soprattutto che si evolve, innovativo, non andiamo da nessuna parte. È indubbio la sfida è proprio nell'innovazione e nella ricerca. Il Soave si caratterizza proprio essendo una viticoltura storica, un paesaggio unico, proprio per non aver mai mollato fin dagli anni 30, quando siamo diventati la prima denominazione in Italia, e proprio l'attenzione sul fronte della ricerca. Negli ultimi anni, anche grazie alle opportunità offerte dal piano di sviluppo rurale, soprattutto la misura 124, abbiamo messo in essere proprio negli ultimi 10 anni tutta una serie di studi innovativi che ci hanno portato proprio a sensibilizzare tutti i produttori dal punto di vista ambientale. Quindi c'è questa etichetta verde. E dell'attenzione ambientale. Il nostro percorso, cominciato ormai 10 anni fa, ci ha portato oggi proprio a presentare questa etichetta verde, questa Green Label del Soave, quindi un'opportunità per tutte le aziende che per testimoniare quanto fanno sul fronte dell'attenzione ambientale. Attenzione, ricordiamolo, è un'etichetta strategica perché anche graficamente proprio dobbiamo comunicare in maniera essenziale al consumatore quanto consumiamo di aria, di suolo e di acqua. E chi verifica tutto questo? Il sistema è certificato da sé perché è un LCA, è il sistema riconosciuto in tutto il mondo. Presidente, abbiamo 2 bicchieri, facciamo un cin cin e adesso l'agenda, PSR e poi andiamo da Claudio De Stefani. Rafforzare il tessuto produttivo del territorio è tra gli obiettivi dei cosiddetti progetti integrati di filiera. Alla loro competitività il prossimo PSR riserverà 132 milioni di euro. Per la competitività del settore agricolo, il nuovo PSR, a sostegno delle redditività delle imprese, prevede 380 milioni di euro. 235 milioni di euro già liquidati e 5.142 domande finanziate. La misura 121 per l'ammodernamento delle imprese agricole è la più richiesta dell'attuale PSR 2007-2013. Amici di Tiraterra, siamo arrivati anche quest'oggi allo spazio dedicato ai consumatori. Sono accanto al mio ospite quest'oggi, siamo a Verona, sono in compagnia di Giorgio Giacomini dell'ADOC. Benvenuto Giacomini. Quante volte vi è capitato di comprare online in una piattaforma un prodotto o un bene e poi non ne siete rimasti proprio pienamente contenti? A questo punto che cosa posso fare, Giacomini? Effettivamente la casistica è molto varia. Noi sappiamo che ogni acquirente che si avvicina all'acquisto online ha sempre il dubbio che il venditore in qualche maniera possa non corrispondere alle proprie aspettative.
Ecco perché noi all'acquirente suggeriamo di appoggiarsi su piattaforme conosciute, e diciamo pure i nomi eBay, Amazon e quant'altro comunque corrispondono alle reali aspettative. Diffidare delle piattaforme o dei venditori che propongono prezzi assolutamente lontani da quello che è il mercato normale. Però io mi sono fidato, il buon padre di famiglia mi sta bene, però ho preso una sola, come si dice in questi casi. Quanto tempo ho per recedere? Cosa devo fare immediatamente? 10 giorni si ha il tempo per recedere, è il cosiddetto diritto al ripensamento, 10 giorni lavorativi. Ovviamente il tutto deve essere fatto in forma scritta, ma quello che conta è la raccomandata con ricevuta di ritorno. Mi è piaciuto il prodotto, ho speso una cifra più o meno importante e questo prodotto non è proprio arrivato. Come torno a dire, le piattaforme di vendita hanno tutto il vantaggio di dare un servizio trasparente, puntuale e preciso, per cui quando si ha a che fare con piattaforme di una certa affidabilità, la possibilità di vedersi restituire i soldi è molto alta, per cui grossi problemi non ce ne sono, perché la piattaforma ha tutto il vantaggio e tutto l'interesse a fare in modo che il sistema funzioni, e funziona sulla fiducia. Se la fiducia non c'è, il sistema di compravendita cesserebbe di lì a poco. Io ringrazio Giorgio Giacomini dell'ADOC di Verona. Qui si chiude lo spazio dedicato ai consumatori, ma ci ritorneremo con la prossima puntata. Adesso la linea passa al nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò a scoprire un'altra bellezza del nostro Veneto. Abbiamo detto che restiamo in provincia di Verona, infatti qua siamo a Grezzana, a pochi chilometri proprio da Verona, in Val Pantena, nella grande area della Val Policella, famosa non solo per il vino ma anche per l'olio, per la DOP DOP Val Policella. Qua siamo con gli amici dell'AIPO perché qua presso i frantoi Verredoro ci sono delle innovazioni molto importanti che sono state realizzate attraverso il programma di sviluppo rurale. Noi ci siamo messi spalle a questa macchina che sembra veramente una cosa tipo Frankenstein. A un certo punto dall'olio ovviamente si estrae la parte importante, quella che poi noi beviamo a casa, utilizziamo a casa come olio, ma c'è una parte che è nera, è di acqua nera, acqua pericolosa peraltro, quindi non va smaltita, che finora non si sapeva come utilizzare, però questa macchina ci aiuta? Questa macchina ci aiuta a togliere a queste acque di vegetazione, a questi rifiuti, tutte quelle parti nobili che servono per essere riutilizzate e reimmesse in natura. Adesso la facciamo breve, di fatto poi da qui si possono portare via delle materie che possono essere utilizzate nei biodigestori, altre realtà che possono essere utilizzate anche per l'alimentazione, ma soprattutto acqua che si può anche bere. Il programma di sviluppo rurale però vi ha finanziato anche l'acquisto di macchine per le analisi che sono sempre qui da Redoro. Certo, siamo riusciti attraverso il PSR appunto a acquistare queste macchine da laboratorio che ci consentono in tempo reale di fare oltre 27 parametri chimici dell'olio, controllando ovviamente la produzione e la qualità del prodotto finale. Questo per il consumatore, in particolare per chi acquista olio, che cosa significa? Significa avere la certezza che nelle bottiglie di olio che vengono commercializzate esiste un olio di alta qualità. Ecco, allora Gambin, questo è quello che fa AIPO grazie al PSR. Sì, certamente il PSR è una forma di finanziamento importantissima per le aziende olivicole, in quanto dà la possibilità di un continuo aggiornamento tecnico, ma soprattutto di essere presenti nei mercati con dei prodotti sempre più di alta qualità. Questo è importante. Grazie, e adesso noi andiamo a Povegliano Veronese, vediamo con Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Io mi sono spostato in provincia di Verona, esattamente a Povegliano Veronese. Sono accanto a Marco Abordi che per il comune di Povegliano Veronese ha fatto qualcosa di importante, è il caso di dirlo?
Benvenuto Marco. Sì, soprattutto per il comune di Povegliano Veronese, che ha una particolare attenzione per questi ambienti e quindi una politica di recupero di un valore ambientale molto importante del loro territorio, che sono i fontanili o risorgive. Parliamo quindi di risorgive. Che cosa avete fatto di quello che avete trovato naturalmente? Quello che è stato fatto sostanzialmente è un recupero, una manutenzione delle risorgive che per anni magari non erano state recuperate con la tecnica tradizionale e una valorizzazione dal punto di vista ambientale, quindi anche una riforestazione delle sponde e una riqualificazione generale, anche in un contesto di parco e quindi di messa in rete di tutti questi nodi di un reticolo ecologico. Io vorrei stimolare la curiosità di chi sta a casa. Io vedo un ambiente bellissimo, però lei mi deve dare un motivo per arrivare fin qui. Questi ambienti sicuramente rappresentano la storia in qualche modo di questi territori. Sono state scavate queste risorgive proprio per alimentare poi l'agricoltura. Tant'è che il nome di quasi tutte queste risorgive deriva dal nome della famiglia nobiliare di proprietà o dei possedimenti che andavano ad alimentare. E questi percorsi che sono stati creati a cosa servono? Ecco, questi percorsi un tempo erano per la manutenzione, oggi sono stati valorizzati in percorsi fruitivi per i turisti e per la popolazione, proprio perché questi ambienti sono degli ambienti molto freschi d'estate, quindi siamo in un ambiente molto fresco dove i ragazzini ancora fanno il bagno come lo facevano una volta in queste zone. Marco, grazie nuovamente. Grazie a voi. E grazie anche a tutti quanti voi che avete seguito da casa il nostro appuntamento. Un saluto che va a Mimmo Vita, che con me ha condotto la trasmissione, e rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata. Arrivederci.